Ciao ragazzi, di cosa si occupa la scienza della musica? Beh, si occupa del rapporto che c'è tra la matematica e la musica. Poi, volendola allargare fino ai nostri tempi, tra l'informatica e la musica, quindi tra gli algoritmi e le note, l'intelligenza artificiale e le note, la musica, insomma, è un mondo che da circa 1500 anni, o ancora di più da 2500 anni, perché se pensiamo a Pitagora che fece i primi esperimenti sul monocordo, dove ci insegna che la musica, le frequenze non sono altro che della divisione di una corda sul famoso monocordo, c'è un video relativo a questo argomento. Quindi si parte da lì per poi arrivare a Boezio, Keplero, Newton, tutti gli altri come filosofi come Aristotele, anche Platone, ma anche Einstein, Planck, tutti questi sono occupati di musica, Cartesio, ora mi vengono in mente tutti, si sono occupati di musica. Perché? Perché la musica era vista come una scienza fino al 1500-1600. Era vista come una scienza, appunto la scienza della musica. E qui in questi video vi racconterò, alcuni li ho già fatti, vi racconterò come sono andate le cose. Beh, se avete domande, se avete qualche proposta potete scrivere e ne parleremo sicuramente. Vi dico le date di tutti gli eventi che faremo e niente, quindi mi raccomando seguite questa scienza della musica. Ciao ragazzi.